nice and sheltered with mama's pretty stories, and you're all made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words you bid me a sin. Know the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My truths would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. You, so true. So here is a clue on how to remember. Visions, they come true. Bend the lights with steel. And all your stories of crime and chilling thrillers and hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way.
surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonasera Pierluigi. Grazie mille Pierluigi. Mi fa piacere che ci sei stasera perché stasera qua Ceratone è uscito fuori all'improvviso. Riusciamo a rimettere le mani su Outlast Trials e dopo riusciamo a giocare al remake di Silent Hill 2. Un amico testa di cazzo, ma anche buono allo stesso tempo, l'ha preordinato su Steam la versione deluxe. Poi di deluxe dopo andiamo a vedere che cos'ha perché c'è un attimo. Comunque si poteva giocare già 48 ore prima. Mi ha dato la possibilità di entrare col suo account Steam. L'ho installato, settato, configurato e dopo ce lo vediamo. Però per il momento finalmente Outlast. Per il resto Pierluigi cosa si dice? Mancano 5 giorni Pierluigi. Ci siamo. Riusciremo ad uscire da quel cazzo di dungeon finalmente. He was something. Gianmarco anche ha terminato la demo Didn't think I'd see you in one piece again. diciamo lui l'ha terminata giustamente diversamente ed è arrivato ad un punto dove qualunque cosa. Oi Christian, qualche scioppone di cosa? Ma quale? Io sono livello 50. Io ad Outlast Trials sto giocando dall'Early Access da maggio di 2 anni fa. Me li sono meritati questi punti. Dai, dai che sei collegato. Dai, vieni in squadra, vieni. Vieni in squadra, vieni. Vieni a te pigliare Outlast, vieni. Vieni. Buonasera a te Christian. Christian, dopo c'è Silent Hill. Ora non so. Questo è il potenziamento nuovo. Io lo voglio provare. Che mette le barricate sulle porte. Va bene, al momento rientriamo un pochino. Il filmato nuovo, aspetta, voglio vedere. C'è un mostro? Oh, nessun problema. Metti questo e rimane bloccato là dietro. Sì, Pierluigi, sì. Io stavo pensando se prenderlo oppure no. Il mio amico, ripeto, l'ha preso in edizione deluxe, quindi ha avuto l'accesso 48 ore prima. Difatti già lo stanno portando un paio di persone su Steam. L'ho invitato gentilmente con un paio di cazzotti e possibile di fargli qualche danno al computer. Se ce lo facesse vedere in live, diciamo, ha consentito. Quindi mi ha dato il suo account, l'ho installato, l'ho settato. Non mi piace molto la barricata, aiutami a venire a battere. Allora io ho sempre lo storditore e rimarrò fedele nei secoli a lui. Mo, difatti, visto che volevo provare, perché poi ho saputo in estate che era uscita, ma non ho mai avuto modo di trovarla. Devo staccare il ray tracing, dai, non ce la fa. L'ho pompato un pochino troppo. Allora, facciamo così. Stacchiamolo. E mettiamo il DLSS.
mettiamo di nuovo a prestazioni. Prestazioni. Ecco qua. Allora, volevo provare la modalità, quella nuova, ossia la terapia di resistenza. Vari stage uno dietro l'altro fino a quando tutti non gettano il sangue. E non l'ho mai provata. Gli eventi me li sono persi. Me li sono proprio persi. Allora. Sì. Proviamo da soli al momento. Posso andare? No dai, mettiamo a basso. Flicchereggio un po' e non mi piace. Mi serve che vada quanto più fluido possibile. Momento. Momento. A posto. Gli ultimi due eventi, perché ho visto parte 1 e parte 2, li ho completamente missati. Vai, prova la modalità epica. Allora, partiamo dalla base, prima che mi siedo. Christian, non so se mi hai mai visto giocare in live Outlast. Io di solito gioco mouse e tastiera. Tutto bene. Sto giocando col pad e non è che mi ci trovi tanto. Quindi, se dovessi fare qualche merdata, perdonatemi un attimo. Però ci sono le... Che cos'è qua? Che cos'è? You are the defense. Guilty cannot be allowed to face justice in opposition to Murkoff's Ah, sono le profit and ricette influence. dell'infermiera, ok. Add physical evidence to the moneyed side to tilt the scales of justice.